E di più 7 il numero dei casi di positività nel Cosentino, da Cosenza a Rende, da Cassano a Montalto, 0 invece a Catanzaro, Crotone e Vibo. Gli istituti scolastici calabresi in cerca di nuovi spazi da utilizzare per ospitare gli alunni. In tanti nuovi banchi arriveranno in ottobre, ma c'è chi li ha già acquistati. Ancora uno sbarco in Calabria, migranti di varie nazionalità su un'imbarcazione a vela giunta nel porto di Roccella. Nelle prossime ore verranno sottoposti al tampone. Il Comitato Ambientale Presilano lancia l'allarme: la discarica di Celico è piena, non può più accogliere altri rifiuti. Nelle località turistiche della Calabria sono mancati gli stranieri, ma la stagione ha regalato sorrisi agli operatori turistici. Del nostro TG che apriamo con gli aggiornamenti sul coronavirus, perché sale il numero dei positivi nel Cosentino. Nessun contagio invece è stato registrato oggi a Catanzaro, Crotone e Vibo. Sentiamo. Cresce il numero dei positivi al Covid nel Cosentino. Il lavoro di screening dei sanitari della task force dell'ASPA di Cosenza va avanti e nelle ultime ore si registrano 7 nuovi contagi, 2 a Rende, 1 a Montalto, 1 a Cosenza e 3 a Cassano. In particolare nella città del Campagnano sono risultati positivi 2 migranti ospiti di una casa famiglia. Il primo caso di positività è stato accertato dopo che uno dei migranti nella notte tra venerdì e sabato si è recato al pronto soccorso con sintomi del Covid-19. L'altro migrante, anche lui con sintomi del coronavirus, nelle ore successive ha chiamato il 118, è stato sottoposto a tampone che ha dato esito positivo. La task force ha subito avviato l'indagine epidemiologica e disposto l'esecuzione dei tamponi agli ospiti della casa famiglia, che in tutto sono 37. Il nuovo caso di positività a Montaltofugo invece è riferito al cluster dei casi di rientro dalla Spagna e così salgono a 4 nella cittadina i contagi. A Cosenza è risultato positivo al tampone un calciatore della Primavera del Cosenza. Nella città di Cassano positivi una donna rientrata da una vacanza in Sardegna e 2 cittadini del Bangladesh sottoposti a tampone a seguito della positività riscontrata su un loro connazionale. Oggi invece nessun contagio si registra a Catanzaro, Vibo e Crotone. Nel Regina in queste ore i sanitari stanno effettuando i tamponi sui migranti sbarcati nella Locride e intanto, fa sapere il consulente alla presidenza della regione per l'emergenza Covid, presso in Calabria saranno effettuati più tamponi. Dobbiamo guardare anche alla qualità dei tamponi che si vanno a fare, quindi non farli così giusto per farne tanti di più. Noi nella nostra previsione abbiamo contemplato di fare 3.400 tamponi, quindi 2.000 in più rispetto a quanti ne facciamo adesso. Quindi noi siamo per fare più tamponi, per farli nei laboratori giusti, con le apparecchiature giuste, con gli uomini giusti, e noi abbiamo fornito biologi, tecnici, all'inizio solo quelli. Purtroppo le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere hanno condiviso con la struttura commissariale un fabbisogno di personale che probabilmente non ha previsto queste figure. E adesso il consueto bollettino della regione. Cresce il numero dei contagi in Calabria. Nelle ultime 24 ore registrati 11 nuovi casi positivi al coronavirus. Nel dettaglio, in Calabria ad oggi sono stati effettuati 151.506 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.443, 11 in più rispetto a ieri. Quelle negative sono 150.063. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 4 in reparto, 7 in isolamento domiciliare, 186 guariti e 33 deceduti. A Cosenza 4 in reparto, 36 in isolamento domiciliare, 446 guariti, 34 deceduti. A Reggio Calabria 2 in reparto, 66 in isolamento domiciliare, 281 guariti e 19 deceduti. A Crotone 1 in reparto, 7 in isolamento domiciliare, 116 guariti e 6 deceduti. A Vibo Valentia 4 in isolamento domiciliare, 82 guariti e 5 deceduti.
Nei ricoveri segnalati presso l'ospedale di Catanzaro, 3 sono ricoverati in malattie infettive, 2 provengono dalla provincia di Vibo, 1 è di fuori regione e 1 è stato trasferito al reparto di malattie infettive di Catanzaro. Degli 8 pazienti ricoverati al reparto di malattie infettive di Cosenza, 4 sono non residenti. Il soggetto positivo rilevato ieri, isolato su un'imbarcazione a Vibo, è stato ricoverato al reparto malattie infettive di Catanzaro, pertanto i ricoveri in reparto sono 6. Di essi 2 sono riportati nel setting fuori regione. I 3 positivi rilevati al GOM sono contatti familiari del caso rilevato ieri e costituiscono quindi un nuovo focolaio familiare. Attenzione puntata anche sull'apertura, la riapertura delle scuole fissate in Calabria, lo ricordiamo, per il prossimo 24 settembre. Allora, in questi giorni gli istituti scolastici cercano nuovi spazi per ospitare gli alunni. Intanto si apprende che i nuovi banchi monoposto arriveranno ad ottobre. Il nodo scuola tiene con il fiato sospeso gli italiani e così come in altre regioni anche la Calabria, seppur con qualche giorno in più previsto per la riapertura programmata per il 24 di settembre, si prepara ad accogliere gli studenti rispettando le norme previste per il Covid-19. Partiamo da 2 dati che in queste ore hanno messo un po' di preoccupazione, quello dei precari, oltre 500 in provincia di Cosenza, che avevano fatto domanda per essere inseriti nelle neonate graduatorie provinciali per le supplenze, resteranno esclusi dalla procedura concorsuale, mentre per la questione che riguarda i banchi il 78% verrà consegnato entro ottobre. Alcuni istituti però hanno agito preventivamente, come il liceo scientifico Pitagora di Rende. Essere in cantiere tutti i giorni ci porrà nelle condizioni di poterli accogliere nella massima sicurezza, per fare stare bene soprattutto loro, ma anche le loro famiglie che in questo momento vivono serie preoccupazioni, perché i ragazzi sono stati in vacanza e quindi anche questo desta un po' di perplessità. Però noi, grazie al supporto dell'ente provincia, stiamo attrezzando gli spazi, si stanno rendendo idonee affinché i ragazzi con il dovuto distanziamento possano seguire l'attività didattica in presenza, perché, lo ribadisco, è il nostro obiettivo, quello di far rientrare gli alunni in classe, perché è quello che vogliono. Oggi la dirigente scolastica ha ricevuto comunicazione che circa 600 studenti, divisi in 23 aule tra primo e secondo piano, saranno ospitati nell'ex Cosentino, una struttura che però verrà condivisa con altre 3 scuole del territorio. È arrivato il dispositivo che ci ha assegnato le 23 aule per poter trasferire lì circa 600 studenti, ecco, in maniera tale che tra il Pitagora e l'ex Cosentino possiamo accogliere tutti i nostri 1100 studenti che abbiamo e che crescono giorno dopo giorno. Avete già pensato quali classi potranno occupare questi spazi assegnati? Guardi, io ancora non ho preso visione di questi spazi fisicamente, perché è arrivata poche ore fa questo dispositivo, ma adesso insieme alle altre colleghe, perché lì ci saranno altre 2 colleghe, faremo un piano emergenziale per garantire al meglio l'accoglienza di tutti gli studenti, sia quelli del Pitagora che quelli del Gioacchino da Fiore, perché mi pare che ci siano alcune classi che andranno lì e alcune dell'istituto agrario. Non ho capito bene, ancora non. Per cui insieme con le altre colleghe faremo sicuramente un piano organizzativo per fare accedere gli studenti in maniera differenziata, perché non possiamo creare assembramenti. Ancora uno sbarco di migranti in Calabria, in 70 sono arrivati a Roccella, nel Reggino. Questa volta sono stati una 60 a sbarcare sulle coste calabresi, ancora la Locride, ancora Roccella Ionica, la meta prescelta. La notte scorsa i migranti di nazionalità iraniana e siriana si trovavano al largo della costa roccellese a bordo di un veliero
L'imbarcazione è stata intercettata da una motovedetta della Guardia Costiera. Appena avvistato il veliero si è subito messa in moto la macchina di soccorsi coordinata dalla Prefettura di Reggio Calabria. Appena sbarcati nel porto delle Grazie, proprio a Roccella Ionica, i migranti sono stati sottoposti a tampone per il Covid-19 e visitati. Le loro condizioni sembrano essere buone, quindi non destano al momento preoccupazione, ma chiaramente si deve attendere l'esito dei tamponi anticoronavirus. Successivamente i migranti sono stati ospitati nel Palazzetto dello Sport. Nelle prossime ore saranno trasferiti in diversi centri di accoglienza della Calabria. Questa volta tutto è filato liscio, non ci sono state tensioni come il precedente sbarco, quando l'avere sistemato alcuni ragazzi non accompagnati e risultati minori al Covid-19 in un albergo del centro cittadino aveva suscitato preoccupazione e anche qualche malumore. Quell'emergenza è stata superata brillantemente, questo sbarco è stato gestito con una certa facilità, ovviamente tenendo conto delle situazioni di oggettiva difficoltà. Molta attenzione dunque sull'esito dei tamponi, ma ci si augura davvero che non si debbano rilevare casi di Covid-19. Torniamo ad occuparci della discarica di Celico che ormai è satura. Oggi si registra l'intervento del Comitato Ambientale Presilano che dice che il sito non può accogliere altri rifiuti. Sabato 22 agosto sono state sversate le ultime tonnellate di rifiuti che hanno riempito definitivamente l'enorme buca scavata tra i nostri boschi, che ci hanno avvelenato per anni in violazione di norme di tutela. Lo scrive in una dura nota il Comitato Ambientale Presilano, che da tempo si batte per la chiusura definitiva della discarica di Celico. Finalmente è arrivata la parola fine a una vicenda che avremmo preferito terminasse diversamente, si legge nella nota, con il blocco dei conferimenti e il ritiro delle autorizzazioni. Ma le leggi rivolte sempre ed esclusivamente alla tutela degli imprenditori, in barba agli interessi legittimi dei cittadini, vittime incolpevoli di un sistema malato e di una politica cieca o collusa, lo hanno impedito. Lunedì scorso finalmente qualcuno si è accorto che la discarica è piena e che non può accogliere altri rifiuti. Proveranno ad autorizzare dei sovrabbanchi? Possibile, dicono gli ambientalisti, che però annunciano una lotta serrata, anche a causa dei cattivi odori che si percepiscono nell'area vicino alla discarica. C'è da rimanere vigili, lottare, conclude la nota, per impedire che l'ampliamento dell'impianto venga autorizzato e soprattutto per prevenire l'apertura di nuove buche o il sovrabbanco delle esistenti. La lotta non è finita, il territorio si difende con la vigilanza costante e lottando per aumentare le norme di tutela. E poi un annuncio. Il nostro obiettivo, scrivono gli ambientalisti, è l'ampliamento del Parco della Sila fino a giungere alle porte di Cosenza. È stata eseguita l'autopsia sui corpi dei 2 piloti di Vercelli morti mercoledì scorso nel disastro aereo avvenuto nelle campagne di Cassano. Antonio Greppi e Roberto Savio avevano 68 e 66 anni. Sono morti dopo essere precipitati con il loro ultraleggero in località Murate di Cassano allo Ionio. L'esame autoptico è stato disposto dalla Procura di Castrovillari per comprendere se alla base dell'incidente ci sia stato un malore del pilota. Ci vorranno però alcune settimane per conoscere gli esiti dell'esame eseguito dal medico legale incaricato dalla magistratura. Non si esclude tuttavia anche l'ipotesi di un guasto tecnico. Il piccolo aereo da turismo su cui viaggiavano i 2 vercellesi si è improvvisamente schiantato al suolo 2 chilometri dopo il decollo dal piccolo aeroporto di Siberi, prendendo fuoco. Sulle cause dell'incidente ha avviato un'indagine anche l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza in volo. Verso le amministrative, a Crotone la presentazione della candidatura di Enzo Voce. Sentiamo. Tesoro Calabria riparte come aveva annunciato dopo l'esperienza delle regionali e lo fa da una competizione per le prossime amministrative in programma a Crotone. In città la presentazione delle 4 liste che sosterranno il candidato allo scranno di primo cittadino Enzo Voce. 4 liste, Tesoro Calabria che fa riferimento a Carlo Tanzi,
stanchi dei soliti che sostengono la mia candidatura, Città Libera e Crotone Cambia. Un progetto per la città di Crotone, ritengo alquanto innovativo. Tante idee, tante proposte, cerchiamo di cambiare questa città in meglio. Non poteva mancare il giorno della presentazione ufficiale alla comunità Carlo Tanzi, che ha fondato il movimento e che sosterrà a voce in questo percorso verso il cambiamento. I calabresi hanno un'opportunità che non tornerà mai più se scegliere, quelli che hanno portato Crotone nelle condizioni in cui si trova dopo da decenni di malgoverno da destra, sinistra e centro, persone che si riciclano continuamente, che si mettono maschere eccetera, oppure se scegliere veramente il nuovo. Enzo Voce è un ingegnere chimico che ama la sua città, ama Crotone e soprattutto ha tutto il sostegno di Tesoro Calabria. Avete visto, Tesoro Calabria non si è schierata con nessuno, ha mantenuto la propria libertà e noi vogliamo liberare Crotone da questa sudditanza di questi comitati d'affari che da troppi anni hanno ridotto quello che era il cuore del mondo 2500 anni fa. La Manhattan del mondo è stata ridotta in una zona periferica, addirittura è stata ridotta in una zona di discarica d'Italia e della Calabria. Adesso a Castrovillari per le proposte della CGIL ai candidati a sindaco. La CGIL per la città di Castrovillari, il documento presentato nella città del Pollino per stimolare il confronto democratico in vista delle elezioni amministrative di settembre. Indichiamo una serie di priorità, auspichiamo che vengano colte da chi si candida ad amministrare la cosa pubblica e che ci si dica nei prossimi giorni cosa si pensa e cosa si vuole fare rispetto alle priorità indicate, perché il voto deve essere voto consapevole, i cittadini devono andare ad esprimere la propria opinione sapendo qual è il pensiero del candidato che eleggono e chiamano a fare il sindaco della loro comunità. E partiamo da indicare una macchina comunale necessariamente moderna, efficace, snella, che possa dare a questa comunità moderni servizi attraverso la formazione continua dei lavoratori e delle lavoratrici. Indichiamo in istruzione e in cultura le priorità su cui basare l'attività amministrativa del futuro. Senza dimenticare il diritto alla salute, ha sottolineato il segretario generale CGIL Pollino Sibaritide Tirreno Giuseppe Guido. L'ospedale SPOC di Castrovillari e il distretto socio-sanitario Esaro Pollino devono essere adeguatamente considerati dall'ASP provinciale. C'è bisogno di un tavolo permanente sulla salute con il sindaco, con l'ASP, con i due direttori, con le organizzazioni sindacali, che elabori una proposta e che la faccia vivere al tavolo del confronto con l'ASP provinciale, rivendicando dignità. Castrovillari, i cittadini di questo territorio non possono essere più trattati come cittadini di serie B. Ed inoltre le attività produttive, il futuro della cementeria, nel vademecum della CGIL anche come reperire risorse. Sul documento che oggi presentiamo alla stampa incontreremo il 3 di settembre e inviteremo ad un confronto i 5 candidati a sindaco affinché si prendano impegni, affinché la gente, anche gli iscritti e le iscritte alla CGIL, possa esprimere un voto consapevole, di merito, e che non sia solo un voto di amicizia, vicinanza o di familiarità, consapevoli per una Castrovillari migliore. Hanno contribuito fattivamente alla stesura dell'articolato documento Nino Rubini, responsabile del Dipartimento Organizzazione, Formazione e Comunicazione della CGIL Comprensoriale, Francesco Spingola, segretario generale SPI, Franco Lofrano, responsabile manifestazione ed eventi CGIL Comprensoriale, e il segretario generale CGIL Pollino Sibaritide Tirreno Giuseppe Guido. Parliamo invece adesso di turismo, perché nelle località calabresi quest'anno sono mancate le presenze straniere, ma la stagione a quanto pare è andata bene, sono soddisfatti infatti gli operatori turistici. Com'è andata la stagione turistica per lidi e ristoranti? Ancora la stagione non è terminata, ma abbiamo provato a sentire gli imprenditori del settore che operano nel Catanzarese e scopriamo che ci si aspettava un disastro che invece per fortuna non c'è stato. Sono mancati gli stranieri, ma la stagione è stata salvata lo stesso dai turisti italiani, soprattutto del sud. Inaspettatamente bene, nel senso che pensavamo non ci fosse richiesta, invece la richiesta c'è stata da parte del locale, intendo, per cui diversi abbonati. È andata meglio rispetto
a quello che ci aspettavamo, nel senso che comunque movimento ce n'è stato, soprattutto magari nel mese di luglio, nel mese di agosto. Giugno chiaramente non è stato all'altezza dell'anno precedente. Però in linea generale non credo che ci si possa lamentare più del dovuto. Partiamo da luglio che abbiamo avuto poco, perché tanta gente ancora era molto diffidente per il fattore post-Covid e c'è stata poca presenza di turisti, ma sicuramente nel mese di agosto ci ha premiati ad avere una grande presenza di pugliesi e di campani, in particolar modo napoletani. Esercenti quindi soddisfatti, ma quali sono stati i motivi che hanno fatto sì che la stagione 2020 non finisse male? Perché è stata preferita la Calabria? Lo abbiamo chiesto alla Confcommercio. Primo per il fatto che il contagio alle nostre latitudini è particolarmente basso, quasi a zero. Secondo perché gli esercenti hanno adottato e applicato le prescrizioni e le norme di legge in maniera particolarmente attenta, tutelando così da un lato la loro azienda e dall'altro i turisti e tutti gli avventori che hanno potuto avvicinarsi al nostro splendido mare Ionio e Tirreno con particolare e soddisfacente gratificazione. Adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Siamo all'ultimo fine settimana d'estate meteorologica con una nuova ondata di caldo, ma giungono novità dall'Atlantico. Una saccatura presente sulla penisola iberica traslerà verso levante, seguita da un'irruzione di aria fresca atlantica che scalzerà gradualmente la calura africana preesistente verso est-sud-est. Domani cielo generalmente sereno, al mattino qualche annuvolamento lo ritroveremo solo lungo i litorali ionici, in dissolvimento nel corso della giornata. Raggiungeremo il picco di caldo con valori termici diffusamente sopra i 35 gradi nelle aree interne e lungo i litorali ionici del Cosentino e Crotonese e su quelli tirrenici del Vibonese e Reggino. Punte di caldo fino a 40-41 gradi nella valle del Crati settentrionale. Temperature in ulteriore lieve aumento di diversi gradi sopra le medie stagionali. Passiamo a mari e venti. Domani venti deboli a regime di brezza sul Tirreno con mare poco mosso, ventilazione tra debole e moderata dei quadranti meridionali sullo Ionio e stretto di Messina con mare tra poco mosso e mosso. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per oggi è tutto, grazie per la cortese attenzione, appuntamento a domani. Il nostro giornale si chiude qui, grazie per l'attenzione, arrivederci.